La Camera di Commercio oggi premia i partecipanti e i vincitori del concorso Disegna la legalità, che ha avuto, diciamo, un ottimo riscontro in tutta la Sicilia. Sì, questo è un concorso che abbiamo fatto alla Camera di Commercio in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale ed è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole. E il fine principale di questo concorso è quello di educare i ragazzi alla legalità e alla cultura dell'ambiente, in maniera di avere, speriamo, una società migliore basata su questi due punti cardine, diciamo, del progresso. Prefetto, oggi si premia la legalità in un concorso sulla legalità organizzato dalla Camera di Commercio, che ha visto la partecipazione di tanti istituti della nostra Sicilia. Beh, fa piacere che la Camera di Commercio, come tanti altri enti sul territorio, ecco, si spendano su queste tematiche. Quindi la legalità, dico, passa attraverso non solo la società civile e le istituzioni, ma in modo particolare le giovani generazioni. Quindi il coinvolgimento degli studenti è una nota di merito per la Camera di Commercio, ma così come tante altre componenti del territorio. Importante questa giornata di oggi perché disegnare la legalità significa che noi possiamo, anche attraverso il pensiero dei giovani studenti, capire come loro immaginano la legalità. Quindi è qualcosa di innovativo e quindi questo va a merito di chi ha organizzato questa giornata. Come sempre le istituzioni devono sempre essere presenti, è un dovere delle istituzioni essere presenti in queste circostanze perché il segnale deve essere ben chiaro agli studenti e a tutte le giovani generazioni, che chi rappresenta e ricopre ruoli pubblici in questo territorio provinciale deve essere sempre a fianco dei giovani, sempre a fianco e soprattutto sostenerli nel loro percorso di vita. Quindi questo è il motivo di questa iniziativa, della presenza delle istituzioni e soprattutto questa forte interazione col territorio. Quindi benvengano queste iniziative e dico un plauso ancora una volta alla Camera di Commercio. Sono il docente referente per quanto riguarda le tematiche della legalità. Abbiamo organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio questa giornata di sostegno appunto ai temi della legalità e dell'arte in questo caso, perché i ragazzi hanno prodotto tutta una serie di elaborati artistici appunto sul tema della legalità, della difesa della legalità e dell'innovazione nel campo appunto della lotta alla legalità. I ragazzi hanno prodotto tanti elaborati, sono stati veramente tutti bravi e con sfondi e tematiche veramente di valore, come adesso si vedrà nella premiazione. L'ufficio scolastico è sempre presente in queste attività e il nostro dirigente, il dottore Moschella, è molto sensibile appunto alla promozione di questi temi.